Angelo Faloppa, presidente della Confcommercio Sandona Jesolo e vicepresidente Confcommercio provinciale. Il comparto del commercio come sta vivendo questa situazione di blocco prolungato delle attività? Beh, male come tutti. Penso che questa situazione dal punto di vista economico sia veramente un disastro un po' per tutti quanti. Partiamo dal presupposto che il commercio, soprattutto quello dei centri storici, quindi dei piccoli negozi, già viveva un periodo di sofferenza straordinario e quindi averci aggiunto questo periodo di inattività e soprattutto con tanta messe ferma o collezioni ferme che tra poco non saranno neanche più vendibili, francamente diventa veramente difficile. State pensando a delle situazioni di rilancio del settore? Beh, in questa prima fase abbiamo cercato di dialogare con le varie istituzioni per far capire le esigenze, le necessità e poter intervenire con finanziamenti, con liquidità alle imprese e col primo conforto, diciamo, a queste imprese. E seconda cosa, non dobbiamo come associazione, non possiamo esimerci dal pensare anche da quello che succederà dopo, perché tutti diciamo che tutto cambia, quindi anche noi dobbiamo pensare a questo. Abbiamo già messo in pista, stiamo mettendo e già testando un marketplace molto importante che non è il solito carrello dove carichi, vendi, non vedi assolutamente niente, ma una nuova formula di vendita che potrebbe essere molto valida per tutti i centri storici, per tutti i piccoli negozi, che oltre a farsi conoscere, più che altro avrà la possibilità di far vedere i prodotti che vende e quindi è come se ci fosse un contatto diretto, quindi anche le persone che avranno difficoltà nel muoversi e lo saranno sempre, ne avremo sempre di più, o gli anziani nelle case che avranno difficoltà a fare la spesa sotto casa, mettendo in piedi questo tipo di sistemi che attualmente non ci sono, perché quello che stiamo sperimentando noi non è ancora una cosa che è in commercio, potrà veramente dare dei validi aiuti. Quando potrà entrare in funzione questo nuovo strumento? Lo testeremo molto più efficacemente sul giro di 15 giorni, però diciamo che sul giro di un mese e mezzo avrà i suoi effetti e, ripeto, sarà importante anche per il dopo coronavirus. Per quanto riguarda sempre il dopo coronavirus, tenterete delle azioni anche con i comuni, quindi chiederete una riduzione delle tasse o degli sgravi fiscali ai comuni? Sì, beh, questi li abbiamo già chiesti e continuiamo a chiederli. La cosa importante è che gli spostamenti, compresi quelli che si fa a livello governativo, spostando di mese in mese, di 15 giorni in 15 giorni, non si dà nessuna tranquillità, nessuna prospettiva per il futuro. Un piano fatto come hanno fatto tanti altri in altre nazioni è quello di dire signori per 6 mesi, 5 mesi, 10 mesi, 12 mesi questa sarà la situazione e quindi uno può anche programmarsi e può anche strutturare la propria azienda in funzione delle necessità. In questo momento francamente tutte le cifre di cui si parla non sono altre che garanzie date alle banche per darti la possibilità di fare mutui, ma ricordiamoci che poi i mutui vanno pagati e se non c'è redditività non li paghi.